Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, puntata che si divide in due parti con due ospiti importanti, importantissimi, anzi nella prima parte avremo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, mentre nella seconda avremo l'onorevole Alessandro Zan, dunque una puntata che farà capire molte cose sia per quanto riguarda la città di Venezia sia per quanto riguarda una tematica, l'omofobia molto ma molto importante. Vabbè, iniziamo con la prima. Saluto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, buonasera. Buonasera. Grazie di essere venuto a trovarmi. Grazie dell'invito. Avevamo fatto una promessa. L'ha mantenuta, deve essere corretto, l'ha mantenuta, bravo anche il suo ufficio stampa, bravissimi tutti, davvero complimenti, avete mantenuto la parola. Ma cosa si è fatto lì con tutta quella Sono andato a sciare qualche giorno con i bambini in montagna e volevano superarmi, ho detto no. A quel punto ho combattuto col ghiaccio, ho vinto il ghiaccio. Hai vinto il ghiaccio. Mi sono rotto l'omero, ma insomma. Ne avrà per parecchio? No, 30 giorni. Una trentina di giorni. Sì. Che le impediscono, lei è un uomo poi dinamico, le impediscono però di fare ovviamente determinati movimenti. Sì, no, non puoi alzare il braccio, così perché ho rotto proprio il pezzettino di omero dove sono attaccati i legamenti. Insomma. Vabbè, un po' di pazienza, insomma, abbiamo i medici straordinari, poi mi hanno preso come cavia. Senta, sindaco, molte tematiche, ovviamente vorrei parlare dei grandi sistemi poi di Venezia, dal Mose, le grandi navi, poi tra l'altro Carnevale che inizia già in essere, quindi Venezia è una delle città più importanti, della droga che c'è, dei 2000 euro che ha dato a tutti i commercianti. No, ho detto che adesso devo fare la delibera. Deve fare la delibera, però a proposito, vediamo, è una bella iniziativa, mica. Magari dopo che non se la rompono apposta, voglio dire la vetrina, è una battuta. Senta, come sta Venezia, Mestre? Beh, allora, dobbiamo fare un minimo di inquadramento del periodo. Un periodo è oggettivamente, tutti lo sapevamo, il 2023 sarà un periodo duretto perché noi siamo usciti dal Covid, ma non siamo usciti del tutto. Cioè nel senso che la gente ha voglia di trovarsi, di andare in giro, di fare, ma abbiamo degli strascichi che sono dati da una certa nervosismo, molto generalizzato. Nervosismo che porta spesso anche a risposte tante volte magari un po' dure, lo vediamo che nei negozi, tra le persone, insomma c'è voglia di stare insieme, voglia di tornare, sai, persone chiuse da 2 anni che stanno chiuse in casa. Abbiamo visto un po' di tutti i colori. Questo è un tema nazionale, non è un tema mestrino, veneziano, un po' sta succedendo un po' dappertutto. Spesso succede, abbiamo aumentato i TSO, sono i trattamenti sanitari obbligatori, cioè purtroppo la gente perde la pazienza facilmente, perché dico a tutti, noi lo diciamo prima di tutto ai nostri vigili, ai nostri operatori sociali, quelli che stanno sulla strada, gli autisti degli autobus, eccetera. Stiate calmi, manteniamo la calma, perché vedi delle cose che in passato, o con una frequenza che in passato non c'era. Per cui noi abbiamo incontrato l'acqua grande, abbiamo incontrato il Covid, adesso incontriamo il post-Covid. Ma senta, sindaco, io nel fare le interviste ho sentito altri sindaci e altri anche esponenti politici. Il 2022 è stata un'annata tutto sommato abbastanza positiva per i commercianti, per le aziende, per tant'altro. E tutti mi dicono il 2023 sarà un anno più duro, dicono così. Poi ti accorgi che il turismo a Venezia aumenta, a Padova aumenta, a Verona aumenta, cioè non riesco a capire questo pessimismo che c'è. È legato dai costi. Se è vero, termino la domanda, se è vero che la realtà dirà che ci sarà un periodo davvero duro? Allora, normalmente è meglio sempre essere prudenti, questo vale per tutte le persone che hanno incarichi o responsabilità eccetera, è sempre meglio essere un po' prudenti, mettere un po' del fieno in cascina, si diceva, no? Cioè mettere da parte le risorse. Qual è il punto che ha fatto un po' defragare anche il nervosismo? È stato il costo dell'energia, le bollette che valgono sia per le aziende che anche per i privati, che sono più che triplicate, in qualche caso quadruplicate, perché i costi che non sono gestibili con un'attività normale, perché il problema non è se tu fai fatturato, è se tu riesci a avere un tornaconto. Allora adesso noi vedremo i primi bilanci del 2022 che si salva ancora perché i costi grandissimi delle bollette sono partiti da settembre, ottobre. Adesso abbiamo anche la fortuna che il gas per fortuna è ritornato dentro a certi parametri, considerate che adesso è andato sugli 80 euro, ma prima era a 40, per cui siamo comunque al doppio di prima. Però diciamo che rispetto ai 300-320 che abbiamo visto, cominciamo adesso moderatamente a stare tranquilli. Ho visto il governo sta muovendo bene, è andato in Africa a chiudere accordi, cioè non abbiamo perso questa urgenza. La fortuna è stata che il freddo ci ha un po'
diciamo in qualche modo risparmiato per adesso, perché abbiamo speso meno per riscaldare e così via. Lei pensi che il Comune di Venezia, cito il Comune, ha avuto nel 2022, per cui non ancora le bollette del 2023, una spesa in più rispetto alle bollette ordinarie di 17 milioni di euro di corrente. 17 milioni di euro di corrente. Siccome io appunto sono prudente, già nel bilancio dell'anno precedente, alla fine del 2021, io avevo visto che si stavano muovendo le cose, allora abbiamo messo nel bilancio, in prospettiva, ho messo 12 milioni di aumento di bollette della luce. Sono diventati 17 perché abbiamo fatto lo scostamento, abbiamo aggiunto altri 5, però per fortuna avevamo messo i 12 perché 17 a fine anno non riesce a chiudere il bilancio. A proposito, lo Stato, sento molti sindaci che sono lamentati perché lo Stato ogni anno dà un contributo alle città e vista difficoltà, quest'anno l'ha addirittura diminuito. No, sì, non c'è stato niente, ma insomma, adesso io non so dire, ma i conti generali sono preoccupanti, insomma, su questo devo dire che il governo l'ha detto più volte. E come farà? Lo diceva anche Draghi. No, noi abbiamo, il problema qual è? Che se tu non li spendi i soldi, cioè riesci a trattenere più che puoi, allora fai i conti con te stesso, prima di chiamare sempre aiuto agli altri, cosa buona e giusta, perché è giusto che pensino anche le amministrazioni, perché non si tratta soltanto delle luci per le strade, che comunque sono importanti, ma ci sono anche servizi sociali, cioè il comune dà dei servizi che non sono chiudibili. Ecco. Però nel buon padre di famiglia l'amministratore deve mettere da parte delle risorse comunque per i periodi di crisi, invece che spenderli tutti. E questo è il messaggio che deve capire anche la politica, che spesso ha voglia semplicemente di fare promesse, di dire spenderò, facciamo perché per il consenso. Sì, ma tu devi spendere quello che hai, anzi un po' meno di quello che hai. Per cui quando parliamo di sostenibilità dobbiamo parlare di bilancio anche. Non è soltanto la parte ambientale che uno dice sostenibilità è una roba ambientale. No, è proprio la sostenibilità, vuol dire avere l'equilibrio, che è quello anche l'equilibrio delle forme, no? Anche in architettura, lei qui ha queste belle immagini, no? che raccontano una storia che in qualche modo a cui dobbiamo ispirarci, no? Le proporzioni, è una questione di equilibrio, la bellezza nasce dall'equilibrio. In effetti, guarda il titolo della trasmissione, la regia se me lo può mettere, non sapevo che titolo dare, allora ho messo Venezia è una città delicata, perché per me, e le dico, quando vado a Venezia io sono innamorato, mi piace con la nebbia, con la neve, con l'acqua alta, dunque io la adoro, tant'è che delle volte mi chiedevo, non so se gliel'ho già chiesto, non vorrei essere ripetitivo, che io ogni turista che entra a Venezia, siccome quando vai in giro per il mondo paghi quando vai dentro in qualsiasi museo, chiesa, Venezia quando entrano da Piazzale Roma in poi dovrebbero pagare un biglietto. Magari i veneziani si arrabbieranno, però dovrebbero pagare un biglietto ognuno che entra. Ma allora, di fatto c'è già una tassazione che viene data ai turisti, è anche abbastanza corposa, perché pagano la tassa di soggiorno che ma anche il giornaliero, quello che arriva. Ma dobbiamo dividere un po' i flussi, no? Nel senso che la città è complessa e purtroppo non è così semplificabile, dobbiamo spiegare un po'. Cioè la città, intanto il comune proprio di Venezia comprende anche Mestre e Marghera, che è una terraferma enorme. C'è tutta la città metropolitana, sono 44 comuni, sono 800.000 abitanti, c'è questa idea di allargamento di cui magari parliamo dopo. Poi dopodiché c'è questa dicotomia, no? Tra la città antica, la città storica, la città d'acqua, la città che il mondo ci invidia, e la sua laguna. Questa laguna che per alcuni viene vista come una separazione, una divisione, invece è l'acqua. L'elemento l'acqua nell'antichità, quello che noi, per quanto riguarda me, che adoro l'acqua, è un elemento di unione invece, perché con l'acqua, attraverso l'acqua tu ti sposti, ti muovi, con le dovute accortezze, e spesso non ci sono perché dobbiamo mettere delle regole, dobbiamo spiegare, è un discorso educativo, vale per tutti, però quello che tu pensi certe volte che sia una differenza, che sia qualcosa, sia una difficoltà, qualcosa ti può in qualche modo rompere le scatole, invece se tu lo rileggi in maniera diversa può essere la tua vita. Le cose, anche le problematiche, e Venezia mi insegna bene questo, se tu le prendi negativamente muori, lì sì muori, perché non hai capito. Invece le problematiche che abbiamo noi dobbiamo strumentalizzarle, capirle, ragionare e trovare delle soluzioni. E quindi? L'acqua, per esempio, l'acqua è uno dei modi migliori per trasportare anche tutte le persone che hanno disabilità. Noi abbiamo i nostri battelli, uno entra tranquillamente in carrozzina, arriva praticamente in tutta la città, anche se ci sono i ponti che spesso non sono dotati, anche per problemi proprio strutturali, congeniti proprio alla struttura stessa della città, che non hanno la possibilità di essere superati, no? Allora,
spesso l'acqua, se usata in maniera intelligente, può diventare una grande forza. Pensate all'idrodinamica, no? Cioè l'idea di liquidi che fanno muovere le grandi gru, cioè il liquido che non è comprimibile. No, tutto giusto. E quindi abbiamo una città che è un esempio. Allora cosa succede? All'interno ci sono persone di ogni genere, ci sono i cittadini che ci abitano, che spesso devono la mattina magari uscire dalla città per andare a lavorare, per esempio. Ci sono gli studenti che vengono a vivere, la vivono per degli anni, la vivono in un modo diverso da quello che la vivono un residente, perché la vive per un periodo storico, per il periodo anche loro della loro giovinezza, certo. eccetera. Ci sono le persone che vengono a lavorare invece in città per motivi appunto, turistici, cioè nella filiera turistica, negli alberghi, piuttosto che nelle attività non più tantissime, ma che ci sono ancora per fortuna di artigianato, di commercio, eccetera. Per cui hanno un tema di accesso la mattina, un ritorno la sera, ma che è fondamentale che vengano, perché non tutti possono abitare nel centro storico per motivi vari o per scelta. E poi ci sono i famosi turisti. I turisti si dividono in due parti, ci sono quelli che vengono e stanno qualche notte, dormono, diciamo almeno dormono una notte, perché arrivano, il bagaglio lo lasciano in albergo, poi si muovono liberi da cose, e quelli che invece vengono in giornata per fare una fotografia, per fare una passeggiata, per andare a mangiare un branzino, insomma cose altrettanto legittime, che però magari se il tempo è incerto, se hai un bambino, se hai qualcosa, hai comunque sempre una borsa, uno zaino, un qualcosa che forse tutti quanti avremmo, no? Perché per prudenza ti porti via. Questa, diciamo, persone che si spostano, diciamo, giornaliere, finché sono preventivabili e prevedibili non danno nessun problema, perché sono persone assolutamente amanti proprio della città. Nel momento in cui certe giornate dell'anno, per motivi anche naturali, cioè piove, tutte le spiagge che abbiamo del Veneto, ma anche dell'Emilia Romagna, uno dice: cosa faccio oggi? Vado a Venezia. Prendo la macchina, accendo la macchina e arrivano sul Ponte della Libertà, e arrivano magari frotte di persone. Allora noi abbiamo iniziato un percorso culturale, avete visto dibattiti, discussioni, polemiche, eccetera, ma va bene così, perché le cose si nascono parlando con la gente. Abbiamo immaginato una prenotabilità della città. E come fai a farla? Abbiamo chiesto al Parlamento, il Parlamento ci ha concesso una legge, che è una legge sulla possibilità del Comune di istituire un contributo d'accesso, un contributo per le persone che vengono in giornata, perché non quelli che risiedono, perché quelli che restano a dormire già lo pagano, gli studenti no, perché sono già lì, certo. I lavoratori no. Per cui la città è già vissuta. A quelle persone diciamo: se devi venire, diremo, perché oggi non è ancora pratica questa cosa, però stiamo ancora discutendo. Abbiamo fatto anche un dibattito pubblico, abbiamo aperto alle associazioni cittadini un'ennesima possibilità di aggiungere, di migliorare, di fare proposte e così via, per capire come possiamo prenotare l'idea del vengo a Venezia. Una cosa molto semplice: dici: guarda, oggi vengo, ti schiacci su questo sito molto semplice, ti si accende la luce verde, vuol dire che sei stato prenotato, e ti mandano un qualcosa che, se ti chiedono: scusi lei, e per entrare non pagherai niente se sei qui dalla zona, perché abbiamo detto fin dall'inizio che ai veneti non avremmo fatto pagare niente. A noi interessa soltanto che la persona sia prenotata. Certo. Se invece arriva uno che è andato a risiedere, dico io, a Rimini, ci sono delle comitive, non so, arrivano col pullman e quelli lì pagano i 3 euro. Insomma. Senta, Sindaco, arrivano, mi dica se sbaglio, in questo dato 20 milioni più o meno di turisti all'anno. No, noi pensiamo siano meno, secondo me saranno una decina di milioni, però anche questa cosa finalmente li possiamo misurare. A me hanno detto che da 19 a 20, pensi adesso 10, perché tante volte ma ridotto proprio a metà il mio pensiero. No, ma non è il suo pensiero, è vera una cosa, che non ci sono mai state, siccome non hanno mai misurato niente, chissà come mai. Non mai era una voce? No, per esempio, non è questione di una voce, prendono dati random, una volta vanno a vedere quelli che arrivano col treno, quell'altro con gli aerei, però magari li calcolano doppi, perché uno arriva poi parte, se li conti doppi gli dici quanti passeggeri ci sono e conto sia quelli in partenza che quelli in arrivo, è sempre stesso e già fai metà. Perfetto, quindi sono una decina. La domanda è: può ricevere fino a 10 milioni, 11? Quanti, secondo lei, quanti turisti può ricevere? Le faccio una domanda banale: se 11 milioni, 10... Il problema è in quanto, no, ma scusi, il problema è in quanto tempo. Le ribalto la cosa, perché tanto sui numeri faremo solo confusioni, perché dovete dividere per 365. Se termino la domanda, perché è molto curiosa la mia domanda. Certo. 10 milioni, io avevo fatto il conto 19-20, 10 milioni vanno in bagno di persone, giusto? Vanno nei bagni. Per esempio, parto da questo ragionamento, che è un ragionamento che lo dico anche al sindaco di Padova, dove non ce ne sono a Padova. Se uno deve andare in bagno a Venezia, cosa fa? Ci sono i bagni, ma mi permetta di tornare sul numero, perché è importante. Dipende, se 10 milioni sono spalmati su 365 giorni, verrà fuori un conto, e lei da solo dice: se io lo vengo su un giorno solo, sto parlando per assurdo, su un giorno solo 10 milioni, rispondo ovviamente no, ma non ci stanno proprio fisicamente, neanche spingendo lì dentro. Ovvio. Appunto, ma allora,
quello che noi cerchiamo di fare è di riuscire a spalmare, trovando poi qual è il punto massimo, il limite massimo. Poi ci saranno dei giorni, il Redentore, la regata storica, alcuni giorni Carnevale. daremo, l'ultimo di Carnevale, daremo la possibilità che si possa fare festa, non è che allora è impedito, dovrà essere sempre la misura. Cioè è chiaro che ci sono delle tradizioni che sennò la città non sarebbe neanche più naturale, no? Ma rispetto invece all'ordinaria gestione, penso all'estate, soprattutto ci sono un sacco di gente, il limite delle persone, siamo 8 miliardi nel mondo, tutti vogliono venire a Venezia, È vero. c'è un limite massimo, No. lo studieremo insieme, non abbiamo definito niente, lei deve partire da una cosa, da un'altra considerazione ancora che le faccio riflettere. Il totale di 10 milioni è fatto da giornalieri e da persone che vengono negli alberghi. Una persona che viene in albergo, lei se arriva in albergo va a prendersi la camera, lascia la valigia e magari va anche in bagno, tornando alla sua domanda del bagno, Sì. che secondo me è centrale. Guardi Era che provocatoria la mia, No, la sua domanda è molto intelligente invece, io parto proprio dai bagni. Si dice che quando vai a casa di una persona vedi l'educazione di una persona da quanto pulito è il bagno. Il bagno è proprio un segnale, guarda, non è per niente, io sono invece molto, mi conosco, chissà, vado a vedere il bagno. Noi abbiamo i bagni pubblici, li teniamo aperti, certe volte anche facendo un costo elevato perché non tutti voi vanno in bagno. Abbiamo aperto bagni anche nuovi, ne abbiamo aperti di nuovi a San Marco. Se andate a San Marco dove c'è la caffetteria adesso, senza fare pubblicità alla marca del caffè. No, ne ho visto qualcuno, l'avete preso in affitto anche dei locali per farli? No, lì addirittura abbiamo costruiti proprio nuovi, sono tutti nuovi, proprio a San Marco, dove c'è la caffetteria, dove abbiamo fatto i giardinetti. Certo. I giardinetti reali, se lei gira dietro, sono un attimo nascosti, ma ci sono le indicazioni, sono nuovissimi, bellissimi, si paga adesso non mi ricordo se mezzo euro, un euro, onestamente non mi ricordo, perché poi c'è una sicurezza e una pulizia costante, perché deve essere pulito, deve essere profumare di pulito. Ecco perché se il numero diventa esagerato di ospiti, tornando al nostro numero di 10 milioni, se io ho tanta gente che dorme lì, questa gente è già organizzata, non ha un problema, salvo di trovarsi fuori e fare magari i suoi... ma diventa... Se uno invece viene in giornata, quello per forza deve cercare il bagno da qualche parte, lo cerca nei bar, Assolutamente. lo cerca nei codi. E allora ecco che abbiamo la necessità di dire un limite fisiologico, proprio perché le sporcizie... Assolutamente. Ma guardi, lei No, è esattamente entrato perché... Lo chiedevo, sai, ho detto, io ero rimasto, ripeto, a molti di più di turisti e dicevo, ma porca miseria, se 19 milioni in un anno andranno in un bagno minimo 1 o 2 volte al giorno tutti, e dove vanno gli scarichi e tutto di questi... Lei poi deve considerare che il carico di queste persone spesso si divide anche con la terraferma. Sì. Per esempio, se io faccio 3-4 giorni, ci sono persone che hanno iniziato a comprendere che per esempio la parte di terraferma Venezia è un cordone ombelicale con Mestre. Cioè, se lei lo conosce, Forte Marghera, no? È un posto dove Manin abbiamo difeso Venezia dagli ultimi attacchi, insomma, c'è tutto un sistema di fortificazioni che difendono la città, che è bellissimo da vedere. Allora, tanti non lo sanno, piano piano, siccome ci sono persone che a Venezia vengono spesso, cioè vengono con cadenza, adorano questa città, perché è la città di tutti noi, di tutti. Chi ama Venezia è veneziano, secondo me, questo lo dico sempre detto. Sono d'accordo. E per cui noi dobbiamo ascoltare tutti, non solo i residenti o il sindaco o chi vuole lei. Dobbiamo ascoltare tutti perché è talmente complicato, ma queste nostre esperienze che stiamo facendo su Venezia ce le sta chiedendo tutte le città del mondo, perché questi problemi gli stessi ce li hanno anche altri. Certo. È Per così. cui Adesso le chiedo per una cortesia, se no stiamo qui tutte le dovremmo sere. essere più rapidi. Sì. Lo so, ma è che il perché tema lei fa bene io a spiegare- torno. No, ma io torno altre volte, guardi. No, ma la essere scaletta, sintetico. ho già capito che Devo essere la sintetico. scaletta salterà in maniera con lei. No, perché i lei temi sono complessi. No, va benissimo. E mi rendo conto Da una anche spiegazione. che, sa cos'è? Che il dibattito spesso, noi siamo abituati a un'informazione rapida, perché mi piace la sua trasmissione? Perché comunque mi dà il tempo di poter approfondire. Davvero dico, perché spesso, magari io non avrò il dono della sintesi, ognuno ha fatto... Però Assolutamente. penso che le persone abbiano bisogno di un po' di tempo per capire. Tante volte invece la comunicazione rapida, il titolo, il sottotitolo, finisce lì la Scappa via notizia. tutto. Vabbè, allora cerchiamo di fare quello. facciamo Allora, così. lei, inizio da qui, sindaco. Lei è il sindaco di 2 città. È un sindaco, anche un sindaco fortunato, magari è un sindaco ovviamente con molte problematiche, perché è un sindaco di mare e un sindaco di terraferma. Io sono un uomo fortunato, ho trovato l'amore. È un uomo Che è una fortunato. cosa rara. È un uomo, io credo davvero che poi, apro una piccola parentesi, fare il sindaco della città dove uno nasce, credo sia la più bella cosa che uno può capitare. E quindi davvero lo faccio a tutti Sì, i sindaci che vengono a trovarmi i complimenti. Inizio così, dal trasporto pubblico di mare, dal trasporto pubblico di terra. Come sta andando a Venezia Mestre questa cosa? Beh, durante il Covid abbiamo avuto alti e bassi, no? Noi abbiamo avuto le limitazioni e anche, come sa, degli accessi. Purtroppo la nautica non ha un riferimento nazionale, mentre con gli autobus è più semplice, perché basta prendere un'altra città,
fai i paragoni, è facilissimo, per cui portate, tempi, ritardi, costi, è paragonabile. Sull'acqua non c'è nessun paragone, per cui siamo sempre davanti, siamo sempre a rincorrere le normative che non ci sono mai. Per farle capire, io non ho ancora un sistema approvato, come si dice, verificabile di sistema di una specie di autovelox. Noi in Aura non l'abbiamo ancora perché manca una normativa specifica. Ho provato più volte a parlare col governo di farla inserire, che ci consenta di omologare un sistema di rilevazione della velocità del traffico acqua, perché nessuno si interessa, è una roba che ha un fastidio enorme, interessa solo a Venezia, no? Per cui fai fatica a trovare dei c'è un limite in laguna per andare. Ma devi poterlo verificare il limite della laguna. Allora, certe cose, certi strumenti siamo riusciti a farli passare, non so, tipo l'autovelox a mano col vigile che sta lì a guardare la macchinetta, ma poi ti facevano le contestazioni in questi anni che c'era la marea a favore o la marea contraria. Se tu hai la marea a favore, lui ti dice io la marea a favore, io andavo alla velocità giusta, era la marea che stava uscendo, era a favore. È tutto così. E vincevano le cause. Mi stai insegnando delle cose che non sapevo. Ma perché le dico che potrei stare qua a giornate? Perché guardi, è di una complessità incredibile, lo sto veramente semplificando. Allora, cosa è successo? Durante il Covid ci hanno dato le normative che restringevano la portanza di questi battelli. E chiaramente, finché non c'erano turisti, non c'era nessuno, il problema non si è sentito. Quando hanno ricominciato le persone a mettere il naso fuori di casa e i primi turisti ad arrivare, per turisti parliamo anche di veneti che venivano a vedere la città, si ricorda c'erano i cefali, era qualcosa di straordinario, va detto dal punto di vista ambientale. Se lei è venuto e chi è venuto è stato molto fortunato. Ho la carta Venezia, tutto sì. Per cui cosa è successo? Abbiamo avuto questi stop and go continuamente, non si sapeva se la pandemia andava meglio, andava peggio, insomma abbiamo avuto dei problemi, questo non c'è dubbio. Poi c'è stato un problema di costi, nel senso che sono esplosi i nostri costi. Noi abbiamo un servizio, in acqua parlo, dimensionato per questi numeri che lei citava, che sono spariti dall'oggi a domani. Ma la macchina non la fai sparire, gli operai, tutti i piloti, i costi, perché abbiamo dovuto ridurre il più possibile per non fare dei buchi giganteschi che ci sono stati, che però per fortuna, un po' per la sana gestione, un po' anche prendendoci insulti in qualche caso, abbiamo tenuto la barra dritta e l'azienda ce la stiamo facendo a salvarla, perché poi c'è tutto un tema di in-house della società. Adesso non voglio tediare i telespettatori che ci stanno ascoltando. Ma gli insulti li prende dagli abitanti delle isolette, tipo Murano, Burano, da chi prendeva gli insulti? No, noi per fortuna non prendevamo nessun insulto. No, l'ho appena detto perché... No, c'era un clima di esagerazione, no, qualche pilota qualche volta, qualche marinaio, è successo che magari c'era un ritardo, perché per caricare la gente col Covid, se non c'era la mascherina dovevi fermarti, arrivavi in ritardo e qualcuno che aveva altre problematiche litigavano col personale del CTV. Aspetti, già che finisco, nel personale del CTV va difeso, cioè noi abbiamo un'avvertenza aperta, anche difficile, ma che però resta in un ambito sindacale, di trattativa sindacale, nulla a che vedere invece con la serietà delle persone, con il loro spirito di servizio, eccetera. Dopodiché l'amministrazione fa un lavoro, ha dovuto fare un lavoro di asciugare una serie di vantaggi che insomma le amministrazioni precedenti per motivi vari, storici, la politica che comunque dava, eccetera, abbiamo dovuto fare qualche riferimento rispetto ad altri, ad altre situazioni, tutto qua. Senta, il parco vaporetti com'è? Beh, allora i nostri vaporetti a me piacciono molto, per cui sono per tenerli. Stiamo cercando di ibridizzare. No, i vaporetti ci sono. Abbiamo soprattutto un problema sulle motonavi, quelle grandi, che durante il Covid anche lì si sono rallentati tutti i lavori, no? Anche noi abbiamo dei piani di riaggiornamento dei battelli, soprattutto abbiamo i ferry bot che insomma vanno continuamente aggiornati. Abbiamo avuto un problema, per esempio siamo stati come si dice, redarguiti perché non avevamo i bagni a bordo del ferry bot, perché una volta si pensava che mezz'ora di trasferimento non ci fosse necessità. Adesso sono cambiate le normative, allora in corso abbiamo dovuto mettere bagni chimici sulle cose per non fermare il servizio. Però adesso dobbiamo portare i battelli, li portiamo per metterli a posto, ma non ci sono battelli sostitutivi dei ferry bot veneziani, per cui ci inventiamo continuamente tutto. Adesso abbiamo ordinato nuove macchine, nuove cose, stiamo cercando di fare l'ibridizzazione, no? Avendo fatto il salone nautico, io vorrei lasciare anche una città più moderna, anche nella stessa motorizzazione, per cui fare in modo che i battelli possano essere... Ci sono dei casi di motori ibridi a Venezia che non ci sono in nessun'altra parte del mondo. Senta, per quanto riguarda il traffico nei canali veneziani, Canale Grande, è controllato oppure... Allora, la gente va sicuramente molto meglio di prima, lo dico per fare davvero un ringraziamento, a differenza di quello che sembra, no? Perché si fa presto andare con la telecamera a vedere uno che passa
quello che va più veloce c'è sempre, dappertutto si trova. Nella realtà io ho vissuto questi 7 anni e la gente si è molto autolimitata, parlo all'interno dei canali della città. Anche lì c'è sempre lo stupido di turno, la persona poco corretta, eccetera, ci sarà sempre. Però io dico che grazie alle persone che invece si sono autolimitate. Sui canali invece fuori dalla città, dove noi abbiamo anche meno, diciamo, controllo, perché sono canali portuali o sotto il magistrato alle acque, perché ci sono tante autorità diverse, no? E spesso che non sono le stesse, non è che il sindaco ha potere su tutto, anzi spesso. Lì abbiamo un problema nel controllo, per esempio davanti al Morosini, no? Davanti alla parte finale di Venezia verso l'uscita, ci sono dei momenti in cui sembra di essere su un maremoto, cioè uno va con una barchetta e rischia davvero. E io sono anni che tento in qualche modo di trovare più forze dell'ordine che stanno là, eccetera, però passa anche rispetto a una volontà o anche una capacità di punire, insomma, quelle persone che davvero fanno danni. Spesso sono anche barconi che arrivano da fuori, che non sono neanche veneziani, arrivano con la gita, possono arrivare per scaricare la gente la mattina, poi ripartono la sera. Su questi saremo sempre più severi, insomma. Certo, sindaco, così tanto abbiamo iniziato la trasmissione, abbiamo parlato, sto guardando la scaletta del Salterà, 3/4 la scaletta, abbiamo 2 cose, però al di là adesso la pubblicità, al di là davvero molto problematica, cioè raccontarla così. Guardi, ma poi aspetti, provi a immaginare, da dopo la lunedì al venerdì. Mi dà dopo la pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo tante cose con il sindaco di Venezia tra poco. Zanatta Vetro vi presenta 2 grandi novità per la casa. Vanità, la lastra di vetro blindato che finalmente sostituisce le orribili grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. E non è finita. Ed ecco una bella novità, Spazio Casa Zanatta. Queste belle vetrinette in vetro colorato e temperato. Uniche per la raccolta differenziata, per l'ordine dei vostri spazi. Create per resistere alle intemperie, durano in eterno. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Crudolio, l'olio vergine e biologico per cucinare e condire ogni tuo piatto. Trovi Crudolio nei migliori supermercati, sui social e su crudolio.it. Crudolio, l'olio che fa bene. Medical Center Padova. Anche nelle procedure più semplici rispettiamo standard di sicurezza elevati, come quando lavoriamo in sala operatoria. La più alta specializzazione e competenza. www.medicalcenterpadova.it. TV7 Triveneta, canale 19 sul tuo telecomando. Il bello comincia qui con il film Elsa e Fred, giovedì 26 gennaio, ore 21, in prima serata. Io sono Elsa e se vivo all'interno là, proprio qui accanto. C'è un incendio? No, è un tubo, non so altro. Ero venuta per il suo funerale, ma l'avevo ancora in piena attività. Sì. Oh, Fred! Sì, quella sono io da giovane. I grandi film di TV7 Triveneta, canale 19. Adesso non sono più single e noi vorremmo prendere la prima lezione. Perché ho detto a Fred di essere vedova. Quali altre bugie mi hai raccontato? Nessuna. Bugiarda. Sono adorabili. Dopo tanti anni guarda ancora come se la spassano. Allora ti fidi di me o no? Elsa e Fred, giovedì 26 gennaio, ore 21, in prima serata, canale 19 sul tuo telecomando. Ma il bello non finisce qui. Rieccoci, Primus Inter Pares, all'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta pagina Facebook. Ogni volta ci facciamo l'autopubblicità al rientro dalla pubblicità, che è gioco di parole, diviso in 2 parti. Nella prima, avete già visto, abbiamo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che è sempre un piacere averlo, devo dire. C'è poche volte mi piacerebbe averlo di più, perché Venezia è una delle città, poi lui la spiega con attenzione, con delicatezza, come il titolo della puntata. Nella seconda avremo invece l'onorevole Alessandro Zan. Si ricorda dove eravamo rimasti prima? Lo sai perché le faccio male? Abbiamo alla scaletta che abbiamo seguito poco. Non mi ricordo nemmeno io dove eravamo rimasti prima. Cioè, uno dice ma è impazzito il conduttore, cioè non mi ricordo dove eravamo rimasti. Parlavamo di trasporto. Abbiamo finito parlando del moto ondoso davanti al Morosini, esatto, e che saremo più severi con le barche, insomma, un po' che pensano di fare quello che vogliono in laguna.
Però su questo abbiamo bisogno che adesso venga nominato il presidente dell'Agenzia della Laguna. No, la domanda, l'ultima era quanti vaporetti avete? Eravamo rimasti su Ma quello. il numero esatto non lo so, centinaia dei comunque. bagni mi sembra più o meno. Però Centinaia, abbiamo vaporetti, abbiamo, allora c'è il vaporetto, allora attento, c'è il vaporetto e il motoscafo. A voi sembrano sempre vaporetti, ma sono diversi. Aspetti, la domanda è questa: lei, essendo anche un sindaco di terraferma, uso questo termine, per il trasporto avrà ovviamente la gente che le chiede: voglio l'autobus elettrico, voglio il tram, non voglio il consumo. Ecco, la barca ovviamente, il vaporetto deve andare invece, non può andare elettricamente, no? Sì, che può andare elettricamente. L'abbiamo già fatto. Ecco, non lo sapevo. No, ma difatti le ho detto che purtroppo il tempo, io cerco di, però è una tematica. Abbiamo fatto un salone nautico, pensi, specifico sulla sostenibilità ambientale, tant'è che non fa concorrenza a Genova, sono barche bellissime, venite a vederlo perché è il salone nautico di tutto il Veneto, dovete venire, venitelo all'Arsenale, tanto i posti sono meravigliosi, con i bambini fate una gita bellissima. Ma lì non solo facciamo vedere le barche, anzi deve consigliare, aggiungo che sono andato a vederlo anche il museo delle barche, ma è che subito dopo, che subito dopo San Marco, l'abbiamo che è aperto meraviglioso. Noi, quello lì l'abbiamo. Che mi chiedo sempre come hanno fatto mettere nell'ultimo piano certe barche, non lo Bravissimo. so. È il museo di arte navale, c'è questo e poi c'è anche un museo specifico che è dentro all'ingresso dell'Arsenale, dove entri per andare al salone e vedrà delle barche straordinarie. Comunque, stavo dicendo, in questo salone l'abbiamo specializzato, per non creare concorrenze che non servono, l'abbiamo specializzato sulla sostenibilità ambientale, cioè sulle barche di nuova generazione, cioè oltre a quelle che si vedono tradizionali, gli yacht eccetera, ma dentro c'è un'idea di ricerca nel settore della nautica gigantesco. Siamo i primi, noi italiani, siamo i primi produttori al mondo, per cui dobbiamo far vedere, e dentro a delle richieste, dentro una città così complicata, con richieste così elevate, perché voi immaginate, no, che non ci sono soltanto le barche da turismo o i vaporetti che portano in giro la gente, ma ci sono anche le barche da lavoro che devono portare le merci in giro per la città, ci sono le barche della pulizia di Veritas che deve portare in giro la spazzatura, ci sono le barche, i traghetti che portano le automobili, ci sono le zatteri, i zatteroni che portano anche i camion, le cose per fare le dirette televisive, ci sono le gondole, tutti quanti i mezzi ancora a remi, ma che spesso anche vengono, le barche della sicurezza, dai polizia, carabinieri, che devono passare sotto i ponti, che hanno delle misure specifiche per girare, eccetera. Non la faccio lunga, ma è un mondo enorme che, se venite al Salone Nautico, lo vedrete esposto, vedrete ma tutti non i è, sistemi ancora, non è ancora in pratica, insomma, cioè sì, noi, ci sono allora, dei vaporetti elettrici. No, allora, sì, ci sono già, abbiamo iniziato la sperimentazione, perché dobbiamo avere. Ma sono già ad uso della gente come questo? Ci sono già, ci sono già dei battelli. Allora, noi abbiamo alcune linee che sono state appaltate a Dali Laguna, ha vinto una gara, sono state appaltate. E alcuni battelli che vedete di quelli gialli, dentro in Canal Grande vanno già elettrico. C'è anche un vaporetto della CTV che in Canal Grande, poi quando va nella parte invece esterna, accende il motore diesel e ricarica la batteria. Noi stiamo studiando di mettere tutte le colonnine nelle paline, abbiamo gli studi per poter mettere le paline per ricarica anche per i taxi, ma già i taxi, ci sono taxi acquei parlo, sono già dei taxi che hanno i motori ibridi. Cioè, per cui tu puoi chiedere di andare con un taxi elettrico, provate a immaginare di girare in Canale di Venezia senza rumore. Per cui hai anche dei vantaggi, oltre ad andare piano, hai dei vantaggi enormi. Per cui fai le manovre piano, ormeggi in elettrico e disormeggi in elettrico. E poi invece magari dove devi andare in laguna è un po' più potenza. Ma le farò vedere. Ecco, invece in terraferma la situazione del trasporto, abbiamo comprato. Com'è la situazione generale, la situazione del trasporto? In terraferma è più facile perché ci omologhiamo ad altri, però diciamo che a Mestre di speciale, mentre al Lido abbiamo messo al Lido va solo con autobus solo elettrici, non sono ibridi. Al Lido, tutto il Lido è Pelestrina, già da un anno e mezzo, gli auto sono tutti elettrici, per cui anche quelli che vanno poi a Pelestrina lei non sente rumore niente, e hanno delle stazioni di ricarica, una al Lido e un'altra al cimitero di Pelestrina, dove gli auto poi ricaricano, hanno dei pantografi che si alzano dall'autobus e vanno a ricaricare. Siamo i primi in Italia su questo. Mi ha fatto venire in mente una cosa, mi scusi se maleducatamente la interrompo, per le bellezze di Venezia che non sono solo Venezia. Sono andato a mangiare, vabbè, lei ci andrà molto spesso a fare pubblicità locale, ce ne sono 2 o 3, però a Pelestrina sono andato a mangiare così. Più che altro per giro in barca. E invece di partire con molti amici, parto dalla barca da Chioggia, sono partito da Mestre, dal parcheggio, e ho fatto il canale dei Petrolli di sera. È una cosa, sembra un'autostrada.
Sembra un'autostrada illuminato parte per parte, è uno spettacolo non l'avevo mai fatto, quindi volevo fare i complimenti anche per quello, perché No, non quello l'avevo mai fatto. allora, il canale petrolio l'ho trovato illuminato. Sì. Per il canale petrolio è illuminato e dovremmo migliorare ancora anche quel tipo di gestione del canale, perché avendo tolto le navi che passano davanti a San Marco, le navi passeranno per il canale di petroli e si fermeranno a Marghera, per cui quel canale dovrà essere certificato, dovrà essere sistemato, perché ha delle sponde dove in alcuni punti la riva è franata sul canale, per cui bisogna mettere un parancolato che tenga la riva in maniera tale che non ci sia poi la perdita dei residui dei canali, perché cosa succede? Con le maree noi abbiamo il rischio di perdere, si chiamano diciamo particelle che sono in acqua, in questo gioco delle correnti, perché sono franate rispetto alla laguna, per cui perdiamo sedimenti, si dice, dal canale, ne riceviamo molti anche dall'Osellino, dagli altri canali. Allora cosa bisogna fare? Bisogna ridisegnare in qualche punto gli argini di questi canali, che voi non li vedete solo acqua, però alcuni sono canali e sono tracciati dai pali, no? dalle boe, come si dice, dalle paline, dalle nostre paline. E all'interno di questo c'è da fare una grande manutenzione. Questa manutenzione, prima ho cercato di inserirla come notizia, gliela ridico. Stiamo aspettando assieme al governo di nominare il presidente dell'autorità per la laguna, che è stata costituita. All'inizio, quando era stata messa dal primo governo Conte, avevano deciso di mettere che l'autorità veniva decisa solo dal Ministero dei Trasporti. Poi, con una battaglia che la città ha fatto, io in prima persona, eccetera, eccetera, abbiamo convinto, ancora col ultimo governo Draghi, abbiamo inserito che il presidente viene proposto dal ministro ma accettato anche dal sindaco, per cui viene fatto insieme. Questa presidenza è molto importante, perché l'Agenzia della Laguna è importante che parta, perché farà un piano regolatore della laguna, cioè, e deciderà quali canali servono, dove bisogna mettere, quali profondità c'è, a fare uno stato della laguna. Tanti studi erano stati fatti dal Corila, ancora, che è un organo collegato col Consorzio Venezia Nuova, che andrà a chiudere nel tempo. Quando saranno finiti i lavori del Mose, il Consorzio Venezia Nuova andrà a chiudere, ma ci sono i dipendenti. Allora noi in quella norma, in quella legge dell'autorità per la laguna, abbiamo inserito che l'autorità avrà anche un'azienda strumentale per fare i lavori sulla laguna, che potrebbero transitare i dipendenti, ma non so se tutti, in che modo dovremmo parlare con i sindacati, ma potrebbe essere un'idea per non fargli perdere i posti di lavoro a persone che hanno molta esperienza. Senta Sindaco, le grandi navi adesso ormeggeranno a Marghera. E per andare a visitare Venezia vanno tramite gli autobus, il tram? Allora, prima non diamo per scontato l'ormeggio, che è ancora una cosa complicata. Allora, per adesso, siccome si sono attardati, no, i ministri di prima, io li ho attaccati più volte, Tolinelli in primis, no, non hanno fatto niente, hanno continuato a fare discorsi, ma cose pratiche no. Abbiamo perso anche gli anni preziosi del Covid, che si poteva, nel frattempo non c'era nessuno, costruire le cose, non si è fatto niente, come sempre in ritardo. Adesso si sta correndo, assieme al Presidente dell'autorità portuale, questo nuovo governo, devo dire che le cose stanno marciando, si sta facendo fisicamente la cosa. Attualmente si chiamano degli approdi diffusi, cioè le navi non si fermano su un unico posto. Ci sono alcune banchine, sono le banchine, sono i posti dove sempre la nave si ormeggia, sempre a Marghera, però diffuse. Una si ferma qua, una là. È un momento transitorio, non va bene, però pur di non perdere la crocieristica si accetta anche molti terminalisti che durante la settimana scaricano container eccetera, poi lasciano la possibilità alle navi di poter ormeggiare. Stiamo però costruendo, mi è stato presentato l'altro giorno, il progetto della nuova marittima che viene fatta sul canale nord, lato nord a Marghera. Questa marittima avrà la possibilità, a chi verrà per imbarcare, di non dover arrivare col Ponte della Libertà fino a Venezia, ma si ferma prima, con grande vantaggio per la circolazione della città. Quando queste persone, per cui loro arrivano, perché le nostre sono navi on port, cioè si parte da Venezia e si torna a Venezia, e per quello che per noi è tanto importante la crocieristica, perché le navi non caricano solo le persone, caricano le valigie e poi caricano tutte quante le cose da mangiare. Per cui tutto quanto il food, il beverage, che sono attività delle nostre imprese venete, per cui sono formaggi, pasta, vino, carne. Ecco, e allora questa roba qua sono fornitori importanti. Adesso l'idea nostra è: le grandi navi si fermano, ci sono due ormeggi nel canale nord e lato nord, le navi diciamo fino a 300 metri. Quelle più piccole, 150, potranno a un certo momento dal canale, chiamiamolo dei petroli come l'ha chiamato lei,
posso imbrocciare il canale Vittorio Emanuele, quelle più piccole, e ad arrivare alla Marittima, per cui non passando più da San Marco, ma arrivando da dietro, perché quelle comunque torneranno alla Marittima e sono quelle più di lusso, sono più piccole, non sono quelle grandi da 300 metri. Questo è il disegno che abbiamo Quindi immaginato. sul canale grande non vedremo più... Il canale grande no, perché quelle grandi non sono mai state le navi, perché sono quelle del canale interno. L'altro è il canale della Giudecca. Sbaglio con Giudecca. Ma no, ve lo dico per quello i dove c'è telespettatori. il Molino Stock, insomma. Mulino Stucchi, che una volta pensi che era un grande mulino, dove Stucchi era proprio la persona che l'ha inventato, e aveva inventato la macinazione per caduta. Cioè si tiravano sui sacchi di grano sopra per caduta. E lì arrivavano le navi proprio dall'Ucraina, e noi proprio con l'Ucraina tempo fa, qualche mese fa, abbiamo fatto un gemellaggio con Odessa, perché vogliamo che Venezia e il Veneto, e l'abbiamo già fatto, sia all'interno della ristrutturazione dell'Ucraina. Cioè non è, la guerra comunque dovrà terminare, adesso purtroppo il momento è molto cruento, ma noi dobbiamo già pensare alla pace, dobbiamo costruire ponti di pace, e uno dei ponti è proprio anche trovare di nuovo nella storia i commerci che c'erano tra Venezia e Odessa. Certo. Odessa è una città bellissima. Questo è il futuro per i nostri giovani, l'internazionalità. Lo dico perché non si vedrà oggi, ma fra 20 anni vedrete che queste cose saranno centrali in quello che dico oggi. Perché il ruolo del porto non è un ruolo che riguarda soltanto Mestre o Venezia, riguarda tutti, soprattutto Treviso, Padova, Venezia insieme. Mi sembra che quello che ha fatto la Confindustria. La storia di Venezia sia molto conosciuta. È la nostra storia. Esatto. Ma noi dobbiamo raccontarcela meglio. Guardi, io mi rendo conto, ve lo dico con grande umiltà, io sono nato a Spinea, anzi a Milano esattamente, ho vissuto a Spinea, Venezia ci ho vissuto sempre, perché con mio papà e mia mamma non avevano neanche la macchina, andavamo al Lido, noi andavamo alla Biennale, cioè, perché poi ognuno si sente chissà cosa a casa sua, non cambia niente, se fosse un po' più umili tutti quanti, ognuno vive dove vuole, con grande rispetto degli altri, però vi dico, guardate che dobbiamo raccontare meglio Venezia a noi stessi, a noi veneziani, a noi padovani, a noi trevigiani, a noi campagnoli, perché siamo, una volta eravamo chiamati i foresti hanno dato i migliori dogi di Venezia. I migliori doci, Morosini non è mica nato a Giudecca o a Venezia, era un foresto, gli hanno detto vai a fare l'armata, e l'hanno mandato in battaglia. Questo ha fatto fuori il Partenone, a tirare le bombe, a sciopare il Partenone, eccetera, ha vinto un sacco di posti, è diventato un condottiero, è tornato a Venezia con grandi onori, siccome credevano nella gente che faceva le cose, non guardavano tanto di chi era figlio o cose del genere, l'hanno nominato doge ed è stato uno dei grandi dogi di Venezia. Se vuole che raccontiamo la storia di Venezia la conosco abbastanza, non come lei, non come veneziano. No, ma è bello che lo sentono le persone. Dall'inizio, quando lì si entrava a Venezia, chi rubava li tagliavano le mani. Io quello che dico lo dico alle persone di Castelfranco Veneto, di quelli di Cittadella, vi dico, siamo tutti veneziani. Se lo dice uno da Spinea, cioè siamo veneziani nel senso che viviamo la Repubblica Serenissima, noi siamo l'ultimo Stato romano, avevamo il diritto romano, noi il Senato avevamo ancora, e come dice lei, cioè, abbiamo inventato le banche, la parola profitto, cioè nasce proprio dall'idea dell'impresa, nasce a Venezia, alla stampa, la prima tipografia, la borsa, il Monte dei Pegni, e il 500 anni del ghetto degli ebrei, cioè abbiamo salvato ritornando al Covid, il Lazzaretto nel 1400 gli anni li hanno messi lì, ha detto quelli che stanno poco, che vanno male li mettono lì, ma anche l'ospedale di Padova. Lei pensi che la mascherina oggi è molto semplice, la mascherina di quei medici sembrava un becco di un animale, insomma, capito, già in quel periodo la storia nasce e poi, ma guardi che anche poi si ripete, perché poi ma l'ospedale di Padova e l'orto botanico, perché una volta ci si curava con le erbe medicali, è stata una delle cose che la Repubblica Serenissima ha voluto qui, anche per tenere le giuste distanze, cioè stiamo parlando, tutto quanto la Riviera del Brenta sono assi metropolitani, Olteraglio, sono assi metropolitani pensati da Napoleone, pensati nella nostra storia, deviare i fiumi, è la nostra storia, lo dico alle persone, ma ve lo dico con grazia, con modestia, senza... Poi se vogliamo prenderci in giro, facciamolo gagliardamente, no, ma dico, io sono una persona che accetto gli scherzi, cioè se vogliamo parlare di goliardia, la goliardia va benissimo, ci mancherebbe altro, ma dico sulle cose serie, sul futuro economico dei bambini, Confindustria ha fatto questa nuova grande associazione insieme, è un atto meritorio, straordinario, è quella la strada dove andare. Con il mio amico Marinese. Con Marinese e con anche Destro, che è il presidente. Adesso di Padova, che non conosco Marinese, un altro amico che se veniva ospite spesso da me, anche sanguigno, un presidente sanguigno. Ma non hanno fatta, guarda, io conosco bene perché io sono iscritto da sempre, diciamo, si può dire la mia famiglia con Confindustria. Cioè, nella realtà gli imprenditori sono proprio questa cosa, è una cosa di base.
La cosa che le sto testimoniando è che non è una cosa fatta al vertice, perché in Confindustria c'è la democrazia vera, ci si insulta, ci si discute, si fa. Ma questa cosa è stata sentita con Treviso, Padova, Venezia e Rovigo, tutti insieme. Speriamo di aggiungere anche Vicenza e Belluno appena possono, appena vogliono, perché secondo me questa idea della città metropolitana che ha un porto, che ha un aeroporto, che adesso avrà un ospedale di Padova straordinariamente bello. Ognuno, aggiungo, se ognuno non guarda il proprio orticello. Bravo, questo è il punto. Questo è il punto dolente. Lei sa benissimo. Lo sa, mi interrompo, lo sai che domani mi diranno: ma che trasmissione ha fatto lei con Brugnaro? Cioè, abbiamo parlato di tutto di più, tranne delle cose, però è una chiacchierata simpatica. Dicevo, ci sono paesi che hanno 500 abitanti, 600 abitanti, hanno il sindaco, hanno le amministrazioni, anche vicino qui a Padova, vicino a Venezia. Perché non incorporarle nella città e renderla metropolitana, quindi arrivano più soldi? Vai te nel paesetto vicino a Milano, dire: vuoi diventare veneziano? No, ma non serve accorpare, attenzione, avere l'autonomia anche nei vari posti, io tranne comuni piccoli che vogliono loro fondersi, no, ma non è necessario fonderli, attenzione. Stiamo parlando di qualcosa di diverso, cioè l'idea è che si federino, facciano una federazione, facciano un consorzio, sì. Cioè l'idea della città metropolitana deve essere una cosa che poi, parliamo di democrazia, chiaramente tutti i cittadini, se sei dentro voti anche tu e conti, perché se tu non sei dentro guardi da fuori e dici ma l'aeroporto lo farei così, ma il porto lo farei colà, entra e comanda. Cioè la città metropolitana di Venezia sono 800.000 persone, ma insieme saremmo più di 2,5 milioni di persone, è una grande città europea. Guarda, lei sindaco, è una cosa che continua a dire, solo io dicevo orticelli per questo motivo. Lei prima di entrare in trasmissione ha detto che ci sarà un treno che arriva, ma è possibile all'aeroporto? È possibile che Venezia, che è il terzo aeroporto d'Italia, importantissimo, non ci sia un mezzo un treno, Adesso stavo dicendo dopo magari allora noi spenderemo 500 milioni per far arrivare l'alta velocità all'aeroporto, verrà fatta una bretella, va sottoterra, per cui arriverete all'aeroporto tutti da sottoterra se volete arrivare in treno. Ci sarà una grande evoluzione dell'aeroporto, bravo Marchi che ha fatto un lavoro, devo dire, straordinario, eccetera, eccetera. Fra quanto sarà pronto? Dentro il 2026, perché è tutto PNRR, per cui già adesso l'aeroporto di Venezia è un fiore all'occhiello, già oggi. No, però l'arrivo, come diceva lei, no, ma volevo attaccare anche al grande investimento all'ospedale di Padova, cioè attaccare l'ospedale di Padova non solo per Padova, che è una cosa straordinaria che la regione sta facendo insieme con tutta la città di Padova, fuori discussione. Io ho visto i progetti, sarà una cosa meravigliosa, ma io penso che dovremmo anche collegarlo in realtà, che non si chiuda dentro la città, ma creino la scusa dell'organizzazione tra università, una federazione di università, un consorzio tra università, quelle veneziane, quelle trevisane. Ma sarà l'ospedale dei Veneti, è quello nuovo? Questo sicuro, ma dobbiamo collegarlo, no? Dobbiamo metterci l'SMFR, dobbiamo collegarlo con il treno, con la metropolitana di superficie, in maniera, ma non solo per i pazienti, ma anche per i lavoratori, per gli infermieri. Uno può vivere dove vuole, può vivere a Cittadella, a Treviso, e venire a lavorare a Venezia, io delle volte venire a lavorare a Padova. Certo, delle volte mi chiedevo, prendo l'asse Padova-Venezia, perché lei gira il mondo, va a Londra, va a Parigi, qualsiasi città europea, c'è la metropolitana. Io mi domando, ma era mai possibile una volta di fare una metropolitana che avrebbe valorizzato la riviera del Brenta da Padova a Venezia, che potesse, è un sogno, lo prenda come tale, dopo magari non è realizzabile, che arriva una metropolitana in Piazzale San Marco, non in Piazza San Marco, dietro un po', cioè era possibile che qualcuno dei nostri geni politici avesse questa idea folle e valorizzare tutto il territorio e renderlo come poi un po' tutto... Esattamente, non c'è una città metropolitana senza una metropolitana, si chiama metropolitana, no? Il tema è che noi non abbiamo, diciamo, gli edifici cioè, come posso dire, di grandi altezze, non abbiamo una densità abitativa così elevata. La nostra è una città distribuita, una città piena di verde, che deve restare così, deve essere connessa, cioè è una città piatta, più bassa, e va bene che sia così. Per cui la metropolitana da noi può essere l'SMFR, è stata pensata ancora più di 20 anni fa dalla regione, ancora penso con Galan, De Michelis, è stata, cioè, per cui sto raccontando i progetti, non è farina del mio sacco, diciamo degli amministratori precedenti che era condivisa più o meno da tutti. Attenzione che per fare in questo caso la metropolitana è facile perché sono i binari normali, il tema è in qualche caso va raddoppiato, per esempio la linea con Bassano probabilmente va raddoppiato il binario perché un binario unico non riesci a fare la frequenza, quello che manca è la frequenza dei treni, costi, perché più treni metti più costa, magari treni anche di ultima generazione, ma dobbiamo capire che questa cosa è fondamentale per la nostra città. Dobbiamo avere questo trenino che gira, lo dico così, con una frequenza di 10 minuti.
Allora tu vai alla stazione, non te ne frega niente di avere gli orari, perché sai che tanto passa uno. Allora c'è il treno, la circolare che va a Treviso, quell'altra che va a Venezia, e ti fermi in tutte le fermatine, fai dei parcheggi scambiatori vicino alle stazioni. Ecco che allora l'ospedale di Padova non sarà più l'ospedale solo di Padova, dove giustamente Padova con grande orgoglio. L'università non sarà soltanto, ma sarà una grande università metropolitana, una grande... Sono omicidi. E Padova si metterà a capo, come è giusto che sia, della parte sanitaria, tra l'altro, che avrà un grandissimo ritorno, anche in termini di residenzialità delle persone, perché non tutti potranno vivere... Posso essere pessimista? È un sogno. Ma guardi, io penso che chi non sogna non realizza. Si analizza che per fare una pedemontana ci abbiamo messo 20 anni, forse 30. Ha ragione, però l'hanno fatta. Adesso, al di là di tutti quanti i partigiani, io voglio prendere la parte buona, no? Io credo che siamo tutti quanti convinti, poi ci sarà sempre quello che dice ma io l'avrei fatta meglio, ci sta, questa è la democrazia, dopo si divideranno i politici a spiegare quanto bravi sono. Io sto soltanto dicendo, non tanto se lo fai più giallo, più nero, più rosso, ma dico, la sostanza è questa qui, cioè alla fine dobbiamo immaginare che le persone possono vivere dove vogliono, con le loro scelte, possono vivere in campagna, vivere in città, a seconda anche dei momenti della vita, perché magari un anziano cerca di vivere magari più in città, magari quando sei più giovane hai voglia di far più cagnara, non lo so, penso io. Dobbiamo però mettere uno stadio, mettere i servizi basilari, fare l'aeroporto internazionale, ce l'abbiamo già, dargli una mano perché quello che vuole fare per sviluppare possa farlo, cioè una serie di servizi che ci facciano diventare una città europea, e sarà così. Faremo i grandi concerti. Vi annuncio che questa primavera ci sarà al Parco San Giuliano il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, il concerto zero, cioè il primo concerto di tutta la tournée sarà qua. San Siro è già pieno, hanno venduto già 50.000 biglietti, 15.000 biglietti in 2 giorni. I Pinguini Tattici Nucleari a San Giuliano questa primavera. Un grande parco della musica. Dobbiamo fare anche gli stadi, fare i luoghi di cultura, metterci insieme. Abbiamo i musei civici. Lo stadio di Venezia non si farà più? Lo facciamo, sì, l'abbiamo finanziato. Lo facciamo proprio lungo la bretella che va all'aeroporto, facciamo stadio e palazzetto dello sport. Sono 300 milioni di investimenti, di cui 100 sono col PNRR e 200 li mette il Comune di Venezia, trovandoli come? Facendo efficientamento, cioè non spendendo i soldi per niente, mettendoli da parte, e faremo la grande musica oltre che il grande sport. Non lo sapevo. Sarà una cosa fantastica e lei farà tempo a vederlo, lo dico io. Non me lo auguro. No, perché è nel 2026, in questo senso dicevo. Ovviamente. Me lo auguro. Ovviamente. Me lo auguro di cuore. Glielo auguro anch'io. Me lo auguro di cuore. No, perché buono. Sento tutti i progetti, anche quando viene il sindaco di Padova. Ieri avevo il sindaco di Padova. No, sta facendo progetti, bene, sì, no, progetti. No, mi diceva, io l'unica cosa che chiedo, quando verrà costruito, quando verrà fatto, ma sono stanco di vedere. Perché i soldi del PNR comunque, se tu non presenti i progetti, vedrà che anche lì ci saranno delle deroghe, e vedrà che anche lì ci saranno dei lavori non terminati, vedrà che scopriremo, il tempo è sempre galantuomo. Lei ha ragione, però bisogna comunque essere, perché lo sa qual è la cosa, sia il sindaco di Padova sia il sindaco di Venezia siete stati grandi imprenditori, e gli imprenditori dovrebbero fare oggi per domani, ma non si rendono conto che nella vita politica c'è la burocrazia, e la burocrazia però purtroppo non questo rispecchia. governo ha messo proprio nel programma politico quello di abolire la burocrazia, che è fonte... Abolirla la vedo duretta. No, abolirla dai, magari anche serve un po' di burocrazia, alleggerirla. Vuole che facciamo una scommessa io lei di un caffè? Secondo lei arriverà l'autonomia? Facciamo un caffè? Sì. Secondo me sì. Entro quanto? Questo non lo so, la legislatura io più penso... o meno, io se sarò vivo, gliene pago 10 se perdo, no, va bene? No, sempre uno, che non ci fa male era bere per caffè. Far capire no, perché penso al primario che mi sta guardando, che ha detto: Luigi, non devi bere caffè. Era per far capire ovviamente che l'autonomia, se verrà data senza tutti i punti richiesti da Zaia, e dei punti richiesti da Zaia ci sono 2 fondamentali, la sanità e la scuola. Io prevedo così a pelle che difficilmente un governo dia un'autonomia in tutte le proprie... Allora, lei ha ragione, lei ha tutte le ragioni, lo diciamo ai telespettatori, ha molto più ragione lei, vista la storia passata, però se mai buttiamo il cuore oltre l'ostacolo non cambieremo mai. Tanti certo. Mi dicono: ma perché fai queste cose? Io ho detto, mi viene di fare così, cioè credo di fare le cose perché si possa migliorare il mondo.
È una cosa utopistica? Ovviamente sì, ma se non ci fosse un po' di utopia saremmo qua sempre a raccontarci tutte le sfighe che abbiamo. Allora, siccome qualche volta qualche miracolo l'Italia l'ha fatto nella nostra storia, l'abbiamo fatto, lo sappiamo. Dico, non è che anche stavolta riusciamo, magari ci capita a noi di fare un miracolo, a me, a lei, siccome avrà un senso la vita, no? Oltre a vivere la nostra individualità, la nostra famiglia, le nostre cose. Però io non metterò mai la pace. Scommetto il caffè, ma perché lei gradevolmente me lo chiede, certo. E farò di tutto per vincerlo quel caffè, non è che dico, sto là a vedere cosa succede. Ma penso che a tanti giovani anche il dibattito e le sue critiche sono importanti, perché sono critiche vere che facciamo tutti quanti. È giusto che ci siano i dubbi, le perplessità. Si dice che non c'è vendita se non c'è obiezione, no? Ma a quei ragazzi dobbiamo dire che c'è qualcuno che non molla, c'è qualcuno che dice no, io ci voglio credere. È chiaro che se sono da solo resto da solo, se siamo in tanti è più facile. Senta, io dovevo chiedergli del commercio a Venezia, perché tanti con l'e-commerce, tanti stanno chiudendo. Le dovevo chiedere della droga, che ovviamente imperversa in tutte le città, a Padova, a Mestre, anche oggi sui giornali a Mestre c'è in prima pagina sul giornale appunto la storia della droga. Dovevo chiedergli dei 2.000 euro che lei ha proposto, dovevo chiedergli del carnevale, cioè io non so, ha capito, devo chiedere anzi come sta il suo partito e cosa ne pensa del sindaco di Santa Maria di Sala. Questa è la nota più triste di tutto questo periodo qua, cioè io proprio non mi aspettavo una cosa del genere. Adesso io dico, quello che mi fermo a dire è questo: ci sono delle persone coinvolte, famiglie coinvolte, figli coinvolti. Stiamo parlando di un sindaco che conosco, un sindaco di Santa Maria di Sala, gli altri non li conosco, sono 6-7 persone, non so quanti indagati, gli altri proprio non li ho mai visti, ma questo lo conosco, addirittura aveva la carica di responsabile di Coraggio Italia per la provincia di Venezia, per cui insomma una persona rispettabilissima, una persona che i suoi cittadini hanno votato 2 volte, cioè una persona che si è sempre occupata. Io l'ho conosciuto una volta con l'avvertenza quando l'ho conosciuto davvero, è stata con l'avvertenza della Speedline che stava chiudendo l'azienda. Gli ho chiesto: guarda, organizziamo una messa qui vescovi eccetera per sensibilizzare la cittadinanza e tutti. Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, una persona davvero generosa. Mai mi sarei aspettato una roba del genere. Adesso c'è il processo. Io penso che le istituzioni, io ho massima fiducia della magistratura, davvero massima. La Procura di Venezia ha sempre lavorato benissimo. Purtroppo il fatto che siano arresti mi fa pensare male in questa cosa, cioè male, ho letto i verbali, le cose, non mi è piaciuto niente, ovviamente. È proprio una roba di vecchio stampo, una cosa brutta. Però è giusto che gli indagati si difendano nel processo. Noi l'abbiamo ovviamente fatto fuori dal partito, abbiamo tolto le cariche perché noi abbiamo uno statuto che fa sì che se uno ha una denuncia di questo genere qua debba essere assolutamente tolto dal partito, insomma. E questo mi pare evidente, è il minimo da fare. Però resta il fatto che non bisogna abbassare la guardia sulla corruzione, probabilmente l'appetito viene mangiando, io non so spiegare. Si difenderanno nel processo, spiegheranno le loro ragioni, insomma, cioè, noi siamo rispettosi, nel processo vedremo quello che sarà fatto, certo. Insomma, certamente la situazione che ci addolora, mi addolora molto, sì, la amariccia. E senta, Coraggio Italia come sta andando? No, noi andiamo bene perché ci sono tanti giovani che credono nel coraggio, che credono che le cose si possono cambiare. Noi siamo un'alleanza di centrodestra. Siamo un partito piccolo, però insomma il Veneto comunque siamo più grossi di quello che siamo a livello nazionale, ma siamo nella compagine di governo, cioè siamo nella maggioranza di governo, siamo all'interno di quelli che sono i dibattiti che si fanno per cambiare le leggi, insomma contiamo, siamo all'interno. Piuttosto di avere grandi numeri che poi li portiamo nel deserto e urliamo la luna, io sono un pratico e credo che è meglio avere tanti amici al governo, tanti ministri che mi stanno aiutando, penso al ministro dell'interno, al ministro della giustizia, al ministro della cultura, al ministro, insomma. Come questo governo io credo che davanti a 5 anni sono soddisfatto del posizionamento che la città ha, anche perché la città nel 2024 ha finito anche i soldi della legge speciale, abbiamo davvero bisogno di avere amici a Roma, amici importanti anche in Europa. Quindi Brugnaro lo troveremo a Roma? No, Brugnaro non si muoverà di qua, Brugnaro sta benissimo qua, mai. Se diventa importante sotto l'aspetto. No, mi preoccupa perché poi se lo devo... Le sto dicendo con sincerità, cioè io veramente, a parte una famiglia con 5 figli, questa è una città più bella del mondo, ma se è la città più bella del mondo perché devi mollarla? Ci sono tante persone che vogliono andare a Roma, noi abbiamo eletto la Martina Semenzato per esempio, la nostra deputata, che poi abbiamo una senatrice che è la Michaela Biancofiore, che è stata eletta nel collegio di Trento, e abbiamo un gruppo parlamentare comunque che è stato costituito sia al Senato che alla Camera, per cui partecipiamo ai vertici di maggioranza e così via. Cioè non ho mai fatto sfoggio di potere o quant'altro, però il Veneto conta. Poi io parlo per me, poi Luca Zaia dirà lui, ma io ho una stima incredibile del nostro Presidente della Regione, è una persona davvero molto generosa, è una persona che ha fatto tanto, forse ha bisogno di avere anche
incoraggiamento, forse bisogna anche raccontare meglio i 2 anni di Covid che abbiamo passato, perché ho sentito tante cose, insomma, che dette dopo è troppo comodo, insomma, ecco. È messo molto sempre sotto traccia, ogni volta che dice una cosa gli vanno insomma, guardiamo bene, il Veneto è una regione che ha tenuto botta, una regione tra le più importanti, noi facciamo concorrenza alla Baviera, al nostro sistema economico, e le cose funzionano. Dopodiché possono funzionare meglio sempre, possiamo migliorare sempre, c'è un presidente presente? Sì, sempre. Ci sono dei sindaci capaci? No, sì, ci sono. Beh, insomma, io penso che abbiamo un buon punto di partenza. Senta, sindaco Brugnaro, così siamo in chiusura. E dove lo colloco finita la sua avventura da sindaco? Le piacerebbe fare il presidente della regione? No, guardi, io devo dire la verità. La seconda volta che mi sono ricandidato a Venezia. No, le dico la sincera verità, quello che sento io. Poi quello che sarà la necessità è un altro discorso. Io non sentivo la necessità di fare il sindaco. Io facevo il presidente di Confindustria, ero a Roma con Squinzi, alla Nazionale, ho le mie attività, c'è un gruppo importantissimo, eccetera. Ho dovuto mollare tutto perché a Venezia non arrestato il sindaco, si rende conto? Cioè, a me succede di vedere robe del genere, lo può capire, faccio il sindaco gratis da 7 anni, cosa posso provare io in termini di delusione personale, a prescindere poi tutto quello che sarà accertato o non accertato, non entro su questo perché ci sono persone coinvolte, dico è bene avere sempre il massimo rispetto, però dico provate a immaginarvi, ma se non servo io faccio un passo indietro. E per cui, per quanto mi riguarda personalmente, non ho niente da chiedere. Io dalla vita ho avuto l'amore, che è una cosa grandissima, ho dei figli meravigliosi. Se però dovesse servire, cioè io sono a disposizione, si dice a disposizione del mio paese. Ho un bel rapporto con i figli, con tutti e 5. Sì, io ho un bellissimo rapporto. Non lo fanno arrabbiare. Beh, guardi, mi sono rotto il braccio perché volevo superarmi a sciare, perché i piccolini, no? Sono 2 maschietti più piccoli. E stavano facendo, avevo paura che prendessero troppa velocità, allora mi sono fermato tentando di bloccarne uno e mi sono robaltato dall'altra parte. Quindi ho un bel rapporto con tutti loro. Sì, poi subito con Stefania, ma in generale anche con la mia prima moglie, cioè io cerco di tenere sempre bei rapporti con tutti. Sto dicendo, cerco, per carità, non sono santo neanche io, però davvero io dormo tranquillo, tranne adesso che mi ho la spalla rotta. Mi piacerebbe, al di là anche degli schieramenti, no? Cioè io credo che quindi bisogna aprire... non lo vedo presidente della regione. Non so, decideranno i veneti, deciderà Luca Zaia, dipende, perché ci può essere anche un terzo mandato, probabilmente anche per Luca Zaia, anche per i sindaci non è detto. È troppo presto per dire questo, noi saremo lì fino in primavera del 26 credo, perché io sono stato eletto a settembre. E o si torna a votare a settembre 26 che sono ancora al mondo perché devo vedere quel lavoro finito, Ho capito già tutto, che è quello del anche caffè. Dobbiamo vederci un bel concerto insieme. Esatto, anche faremo per un concerto di qualcosa, faremo qualcosa di Senta, spettacolare. concludo con il Venezia, sta dando Marino e domenica c'è una partita sabato. Non è che la Reien intanto non mi dà preoccupazioni, però ha vinto ieri sera. Sì, però è un lavoro costante, continuo, capito? Cioè però, dobbiamo dire carica. Anche lì le cose vanno male, c'è quello che arriva con lo striscione, allora noi siamo delusi, eccetera, eccetera. Ci sta. Ma non vincerai mai niente tu, cioè non servi a niente, servi soltanto a applaudire quando vinciamo. Il tema è, sei capace di stare con noi quando è il momento di fare la lotta? Sei capace di unirti invece che dividerti nel momento delle difficoltà? Questa è la vita che ti insegna questo. Chiedete agli imprenditori cosa fa quando le cose vanno male. Non è che urla, si cala le orecchie, sta calmo e comincia a prendere la macchina e comincia ad andare in giro a vendere. Perché deve andare a cercare lavoro, non ha tempo di fare protesta. In classifica siete sesti, settimi. Noi siamo bene, ma io le mie ambizioni sono sempre, gioco per vincere, capito? Dopodiché accetto il risultato di quello che succede. E invece Venezia malino, Venezia sta cercando di trovare la quadra, cioè la squadra che ho cercato in tutti i modi. Abbiamo un presidente che è una persona seria, devo dire che ci ha messo soldi, ci ha messo passione, eccetera. Il campionato italiano non è facile, però dai, voglio essere positivo, insomma in ogni caso Venezia è lì da 1600 anni e anche il Venezia ce la farà, alti e bassi, poi così ci vediamo con Padova. Certo, lasci stare Padova. Lo so che c'era lasci stare Padova che era una provocazione buona. È una provocazione così. Senta, poi quando vado in giro mi dicono tutti, l'alta marea vi porti via, dico ragazzi, io non c'entro, guardi, per me è sportivo, ma mai me la prenderei qui padovani, qui veneziani, qui trevesani. Se vuoi qui dei ierini, qui milanisti, qui trentini, qui interisti, non con le nei termini goliardici andrebbe anche bene, basta che non si passi ad altre. Ma da noi mi sembra che non ci sia questi problemi. Senta, invece concludiamo, Sindaco, perché c'è il carnevale, quindi iniziative, c'è qualcosa che state facendo perché abbia come di consueto un gran successo? Beh, penso che sarà bello perché sarà il primo carnevale un po' dove la gente si trova. Lei pensi che mi tornano in mente quando mi ha chiamato Luca e ha detto Luigi devi chiudere il carnevale perché lui aveva i dati di Covid, io mi ricordo, avevamo la città piena di americani, di gente, io ho detto guarda Luca chiudo stasera perché sennò richiediamo il panico durante la città. Insieme con tutte le autorità sanitarie abbiamo piano piano fatto sfoltire più di 100.000 persone quella volta là, per cui oggi torniamo
torniamo a questi numeri, torniamo a questa festa, chissà che sia una festa di tutti, speriamo che vi possa far passare qualche tristezza, qualche malinconia. Le persone che abbiamo perso sono persone che sono morte, ci sono persone che ancora hanno perso le aziende, hanno perso le attività, per cui speriamo che sia il carnevale un momento di fare festa, una festa che in qualche modo vi dia un po' di serenità, dia serenità alle persone, ai bambini, soprattutto per farli gioire un pochettino dopo 2 anni che li abbiamo tenuti chiusi, che possano divertirsi, ecco, questo è il nostro augurio e questo è il modo con cui vogliamo fare il carnevale diffuso in tutte le città di Venezia, da Mestre, faremo i cari a Mestre, prima volta in centro a Mestre, i cari al centro a Mestre, mai successo, facciamo a Zerrino da sempre, li facciamo a Marghera, però a Mestre, a Favaro, a Mestre in centro, ma forse quando ero piccolo non mi ricordo neanche più, li faremo lì. Poi ci sono 2 o 3 anche lì in centro storico, ci saranno dei cortei di acqua di giorno, perché non c'era solo il canale di Canareggio, cose straordinarie. Io penso che il carnevale di Venezia sia il più bello d'Europa, insomma. Io penso del mondo, le dico la verità. No, io lo so perché non ho detto, perché in Brasile hanno... No, io sono in Brasile, io ho le attività in Brasile e io sono andato a Rio de Janeiro, sono stato a Recife, sono andato in carnevali veramente importanti, ci hanno chiesto di fare i gemellaggi con i nostri. Le garantisco, come il carnevale di Venezia non c'è. Lì ci sono numeri diversi perché hanno strade pilate. Io ho detto Europa, che c'è tanta roba, però... più bello del mondo in assoluto, come i fuochi d'artificio Redentore, terzo sabato del mese di luglio, non perdete. Lei preferisce i galani o i crostoli? Io le frittelle, io specificatamente frittelle veneziane con crema pasticcera, non quella leggera, quella non pesante. Zabaglione, quella... No, Zabaglione, pasticcera, che è proprio qui a Zaia quasi. Le pesante, quelle grandi proprio. Sì, veneziane con i pinoli e quanti riesce a mangiare consecutivamente? Allora, adesso facciamo che il primario che mi sta seguendo chiuda le orecchie, eccetera. Non dovrei, però l'ultimo giorno ne ho mangiate 2, anzi 2 e mezzo. Beh, non sono tante. No, sono tante per me, dovrei stare a stecchetto. Vabbè, dopo questa chiusura culinaria, grazie signore di essere con noi. Grazie. Ovviamente non ho rispettato, però prometto di tornare a rispondere a tutte le altre. Ne ho guardi da porre sulle cose importanti come ne abbiamo parlato e credo che tra Venezia e Mestre ce ne siano molte cose importanti da parlare. Magari un giorno, sai cosa potrebbe fare se lei vuole? Magari un'altra volta, una cosa se organizziamo, magari lo facciamo su un battello, così girando col battello, intanto lei mi chiede cos'è qua, visto che lei lo conosce, così raccontiamo ai padovani, ai trevisani, a tutti quanti i veneti, da dentro cos'è Venezia e così anche li ringraziamo per tutto il rispetto che hanno per la nostra città. Lei i veneti hanno sempre rispettato Venezia. Quando arriva un po' più caldino lo faremo, va bene, perché poi non so se i tecnici andiamo a mangiare magari da qualche parte insieme. No, o facciamo la trasmissione perché poi mangeremo dopo la trasmissione. Grazie sindaco, buon lavoro, in bocca al lupo per Venezia Mestre, perché è una città molto impegnativa e grazie di essere venuto nella mia trasmissione, grazie davvero. Grazie di invito.